Tornano a insanguinarsi le strade dell'Alta Padovana. In un tragico schianto avvenuto alle 16:30 nel territorio di San Pietro in Gu sono morte 2 persone e altre 4 sono rimaste ferite. Il sinistro si è verificato sulla statale Postumia all'altezza del mangimificio Veronesi, dove un'automobile e un camion si sono scontrati frontalmente. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio da parte delle forze dell'ordine, come pure eventuali responsabilità. La scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori è stata agghiacciante, con la Fiat Multipla, della quale non esisteva più la parte anteriore, e con le persone intrappolate nel veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cittadella e di Bassano del Grappa e il personale del SUEM con 4 ambulanze e 2 elicotteri che sono atterrati nei pressi della strada statale per portare in ospedale prima possibile i feriti. Per 2 degli occupanti della Multipla non c'è stato nulla da fare, erano deceduti all'istante per le ferite riportate nell'impatto. Durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti, il traffico è rimasto paralizzato sull'importante arteria dell'Alta Padovana, dove spesso in passato si sono verificati incidenti anche dall'esito mortale.